Treviso ha fame di cultura, di narrazioni, di storie d'arte. A giudicare dal sold out registrato già nelle prove aperte dello spettacolo da Picasso a Van Gogh, il curatore Marco Goldin può stare tranquillo. La città è pronta a celebrare il ritorno del suo figlio al prodigo. È una cosa che ricordo da quando andavo al liceo. Al comunale facevano le prove delle opere aperte a noi studenti e lo ricordo come una cosa bellissima, e quindi ho deciso di fare questo anche per questo spettacolo e insomma devo dire che la risposta è stata veramente importante. Un pubblico che lo attende da anni, da quando lanciò Treviso nella mappa culturale internazionale delle grandi mostre d'arte. Abbiamo raccolto alla fine queste 1300 persone in 2 spettacoli e vabbè, poi ci sarà la mostra ovviamente e aspettiamo tutti quanti. Una rappresentazione che eleverà il pubblico per trasportarlo in un mondo parallelo. Sarà uno spettacolo di grande così fantasmagoria cromatica, luminosa anche nel senso musicale delle parole. Vuole essere qualcosa di veramente aperto su un mondo bello, un mondo, non so se dire migliore, forse sì, rispetto a quello che c'è attorno a noi adesso, però sarà un'ora e mezza veramente straordinaria, di sollevarsi sopra le nuvole.